Come insegnanti noi abbiamo il dovere di educare all'inclusione e all'uguaglianza. In questo modo stiamo escludendo i nostri alunni su scelte che poi sono in capo ai genitori, non ai bambini. Una lunga lettera indirizzata al premier Mario Draghi, al ministro Patrizio Bianchi, ma anche al presidente del Veneto Luca Zaia per protestare contro l'ultimo decreto del governo che prevede anche per i bambini della primaria una distinzione tra vaccinati e non per l'accesso a scuola. In 24 ore l'hanno firmata 159 tra insegnanti e dirigenti scolastici che si rifiutano di dover imporre il divieto di accesso in classe a questo o quel bambino. Non vediamo il motivo di questa discriminazione così grave, soprattutto nella scuola primaria. Noi lavoriamo per l'inclusione, ci hanno dato anche da lavorare per l'educazione civica, affrontiamo i temi della nostra Costituzione, nella quale viene appunto dichiarato che ogni uomo, donna che sia, di fronte alla legge siamo tutti uguali. In questo caso quest'uguaglianza assolutamente non c'è. La petizione sarà ora allargata anche ai genitori. La DAD, spiega questa insegnante, è riuscita pur tra mille difficoltà a includere tutti. La nuova norma rischia di penalizzare solo alcuni bambini che si sentiranno esclusi senza capirne il motivo, applicando un controllo del Green Pass che non avviene in nessun'altra circostanza per gli under 12, liberi di entrare nei negozi, andare al cinema, in pizzeria, a prescindere che siano vaccinati o meno. Per cui, perché a scuola? Qual è il motivo? Questo vogliamo sapere. Qual è il motivo? Perché invece a scuola questi bambini devono in un certo senso essere controllati? Noi ci opponiamo a tutto questo. Andremo avanti con la nostra protesta perché qui proprio non vogliamo abbassare la testa, assolutamente no.